Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Olivetti, sono di Lazise, sono un avvocato di 42 anni, ho due figli di 4 e 8 anni. Non voglio parlare troppo di me perché potete trovare il mio curriculum sul profilo, sul blog. Ho dato la mia disponibilità a partecipare alle regionali perché noto troppo spesso un senso generale di rassegnazione misto anche da pagamento. Ebbene, io non mi sento né appagato né tantomeno rassegnato. Le cose non possono continuare così, le cose vanno cambiate, abbiamo il dovere e il diritto di provare a cambiarle. Questa volta ne abbiamo anche la possibilità. Non c'è qui tempo per esporre un programma dettagliato, c'è fin troppo da fare, dall'edilizia all'urbanistica, alla tutela del territorio, alla viabilità, ai rifiuti, all'energia, alla sanità. Sapete che ognuno di noi candidati sta già lavorando per la redazione di un programma regionale, ognuno dà il proprio contributo secondo le proprie capacità e sensibilità. Il momento è molto difficile. Da una parte abbiamo un governo che si dice di sinistra e attua politiche ultraliberiste e recessive che promettono più povertà e meno diritti per tutti, ponendo le basi per un serio dramma sociale con il quale dovremo fare i conti nei prossimi anni anche nella nostra regione. Dall'altra parte abbiamo sempre lo stesso governo che si dice democratico e al contempo militarizza grandi cantieri e grandi opere inutili e costose, impedendo in questo modo che si crei un serio dibattito pubblico sulla loro necessità e sulla loro utilità. Infine, come se tutto questo non bastasse, abbiamo dei trattati internazionali di prossima stipula, anche grazie a questo governo, come per esempio il TTIP, che è un trattato che liberalizzerà lo scambio di beni e di servizi tra l'Europa e il Nord America, con il concreto rischio di cancellare buona parte del comparto agroalimentare e manufatturiero, non soltanto veneto, il quale ha il proprio tesoro proprio nell'unicità e nella qualità dei propri prodotti. Io credo che noi dobbiamo lottare per l'equità sociale, ce lo impone la Costituzione, laddove ci chiede di eliminare ogni ostacolo anche di ordine economico che limiti la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In questo senso il reddito minimo garantito è un imperativo non soltanto morale ma anche giuridico e ce lo impone l'Europa perché c'è una serie di raccomandazioni, di risoluzioni comunitarie che sono sempre rimaste inosservate da parte dei governi italiani. Penso che dobbiamo fermare e ridiscutere le priorità delle grandi opere inutili per il momento. Sono convinto che le opere debbano servire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e non ad arricchire i soliti gruppi industriali, finanziari e anche politici, distruggendo inutilmente il territorio e danneggiando la salute e il benessere di tutti. Sono convinto infine che dobbiamo lottare con i denti e con le unghie per difendere il nostro territorio, le nostre città, i nostri centri storici, il nostro patrimonio storico e culturale e anche la nostra produzione locale. In poche parole, tutto quello che rende il Veneto unico e che costituisce anche la garanzia per il nostro futuro. Sono convinto che insieme ce la faremo, nonostante i PD delle grandi opere, nonostante la Lega dei Paroni a casa nostra e nonostante il partito del pregiudicato. Grazie a tutti.